Ben ritrovati a Restart. Oggi vogliamo parlare, se mi permettete il termine, di benessere. Se ne parla spesso e lo facciamo, arriva da Milano, con il dottor Daniele Dragà, che è un dietista, ma non solo, è un po' limitante. Assolutamente sì. Diciamo che mi piace definirmi un coach del benessere. Quindi ho azzeccato la parola benessere. Fra l'altro anche dopo avremo un altro ospite che ci parlerà di benessere e di risate. Ma volevo capire oggi quanto è importante, si parla sempre di diete personalizzate, quanto è importante una buona alimentazione, quanto è importante appoggiarsi a uno specialista che possa dare anche indicazioni. Assolutamente sì. Pensiamo che basta prendere un giornale, una rivista qualsiasi e troviamo tantissime indicazioni su cosa mangiare, su cosa non mangiare. In realtà il problema è proprio questo: oggigiorno siamo bombardati da troppe informazioni e finiamo spesso per fare scelte che non sono assolutamente adeguate al nostro stile di vita o al nostro stato di salute, che spesso ignoriamo. Pensiamo, perché non abbiamo grosse manifestazioni, di essere in salute, ma invece a volte purtroppo non è così. Una buona alimentazione evita naturalmente tante malattie. Ho visto un po' nel curriculum anche un studio legato all'oncologia, no? Assolutamente sì, io vengo appunto dall'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ho fatto per tantissimi anni ricerca, mi occupavo di prevenzione, quindi di dieta mediterranea prevalentemente, e l'alimentazione sicuramente gioca una grossa parte nella prevenzione sia oncologica ma anche di tutte le altre patologie. Quante leggende metropolitane ci sono nel cibo? Tantissime, purtroppo tantissime. Questo perché? Perché spesso fa notizia il titolo di un nuovo articolo scientifico che è uscito, ma in realtà l'articolo poi dice tutt'altro, quantomeno mette i riflettori su un qualcosa di nuovo, ma che ancora non è così sicuro. Se pensiamo che a livello internazionale la comunità scientifica sull'alimentazione è d'accordo su pochissime cose, e per essere d'accordo su pochissime cose intendo che ci sono da decenni studi che confermano, nonostante studi che tentino di confermare o tentino di smentire, alla fine il risultato porta sempre a quello. E la cosa principale che io tengo sempre a dire è il ruolo protettivo di frutta e verdura. Questo ormai a livello mondiale è innegabile. Quindi la dieta mediterranea, che è una dieta prevalentemente a base vegetale, è per questo che rappresenta il modello migliore di alimentazione e che possiamo avere. E bisogna bere tanto acqua. Acqua, assolutamente acqua. Diciamo, il vino è un alimento un po' più da dedicarci come premio, però in realtà dobbiamo bere tantissima acqua. Questa è l'altra cosa su cui la comunità scientifica è assolutamente d'accordo. Chi si rivolge oggi a Daniele Dragà cosa si deve aspettare? Non toccare lo zucchero, non toccare i dolci, non mangiare i grassi? No, si deve aspettare innanzitutto di raccontare la propria vita e di essere ascoltato, perché questo è quello che mi definisce. Io cerco di tagliare sul paziente, sul suo stile di vita, quelli che sono le raccomandazioni nazionali e internazionali, perché non ha senso proporre a un paziente che per diversi motivi è totalmente sedentario di uscire e andare a correre. Non lo farà mai e anzi sarebbe assolutamente dannoso per lui. Per cui a un paziente del genere invece magari si propone di cominciare a camminare, che già è un grosso aiuto per lui. Quindi assolutamente l'ascolto è molto importante, e tagliare sul singolo paziente, sul suo stato di salute, e andare anche a capire meglio lo stato di salute del paziente. La mia prima preoccupazione quando però parlo con un dietista è: adesso mi toglie la pizza alla diavola, magari la diavola con l'aggiunta del gorgonzola. Dipende, se quella pizza alla diavola una volta ogni 15 giorni è il nostro modo per comunque darci il premio e gratificarci in determinate occasioni, che ben venga. Io dico sempre, mangiare cibi tra virgolette sbagliati, perché non esistono cibi giusti e cibi sbagliati, ma soltanto eventualmente modalità e quantità. Mangiare un cibo tra virgolette sbagliato, però che siamo di buon umore, che ci dà comunque delle sensazioni piacevoli, e sicuramente c'è migliore che mangiarsi una carota ed essere tristi per questo. Stavo guardando, anche per preparare qualche domanda di questa trasmissione, la situazione negli Stati Uniti. L'obesità è una delle calamità di quel paese, però anche in Italia purtroppo i bambini stanno
aumentando. Hai toccato un tema importante. In Italia abbiamo un triste primato, che è quello appunto del sovrappeso o obesità infantile. Abbiamo superato l'Inghilterra, che è tutto dire. Certo, il fenomeno non è equamente distribuito su tutto il territorio italiano, è più un fenomeno, diciamo, delle regioni del sud, però comunque anche al nord. Anni fa è stata fatta un'indagine a Milano sui bambini e si è visto che comunque anche a Milano i bambini hanno degli introiti calorici totalmente inadeguati alla loro età e al tipo di attività che fanno, quindi anche loro sono a rischio sovrappeso. E ricordiamoci che il rischio sovrappeso o l'obesità non è una mera questione estetica, qui stiamo parlando di salute, questo è il vero tema. Sono aumentate anche negli ultimi anni, almeno vedo, le intolleranze e anche oltre l'intolleranza, quindi l'essere allergico a certi cibi. Questo a cosa è dovuto? È dovuto allo stato infiammatorio che abbiamo nel nostro corpo. Questo perché? Perché abbiamo adottato ormai stili di vita non adatti e quindi questo non fa altro che aumentare il nostro stato di infiammazione. Un organismo infiammato a lungo andare porterà sicuramente o a intolleranze oppure ad allergie, quindi sicuramente andare a lavorare su uno stile di vita che sia adatto a noi e quindi andare un po' ad aggiustare il tiro senza stravolgere le nostre vite, perché spesso abbiamo in mente che dieta, sacrificio, dobbiamo stravolgere la nostra vita e invece per fortuna non sempre è così. No, per partire in maniera giusta in una dieta forse conviene proprio fare tutti i passaggi dagli esami del sangue. Assolutamente sì, avere comunque un'idea del proprio stato di salute è il punto di partenza per poi poter programmare un intervento a lungo termine. Ricordiamoci, ho detto appunto lungo termine, diffidiamo da tutto ciò che è a breve termine. Il perdere 10 kg in 7 giorni. C'era un bellissimo film, 7 esatto. kg in 7 giorni, 7 con Montesano Pozzetto mi sembra, o Verdone Pozzetto. Esatto, assolutamente sì. Allora, se io prendo un paziente obeso e lo metto a digiuno, in realtà vado a fare un danno maggiore sul suo stato di salute. In 7 giorni non perderà peso, ma aumenterò soltanto il suo stato infiammatorio. Questo perché? Perché sono in atto tutta una serie di meccanismi biochimici e fisiologici complessi di cui bisogna assolutamente tener conto. Si può perdere peso velocemente se siamo giovani, se siamo in buona salute. Ora ci sono certe circostanze, però attenzione, non è che non ne pago le conseguenze, semplicemente il mio organismo è in salute e compensa. Io dico sempre, fino ai 30 anni abbiamo una capacità incredibile, però attenzione, se la utilizziamo tutta prima, poi dopo ci rimarrà ben poco in banca, quindi utilizziamo i nostri risparmi in maniera consapevole. Perché spesso il primo consiglio a proposito di intolleranze e allergie è quello di togliere i latticini? Allora, pensare che noi nasciamo prendendo il latte. Assolutamente sì. Allora, ci sono alcuni alimenti, i latticini, il glutine, che vanno maggiormente a stimolare il sistema immunitario. Se io ho una condizione di infiammazione avrò un sistema immunitario che, ahimè, è già sotto stress, quindi cerco di rendergli il lavoro un po' più semplice, quindi vado ad eliminare tutti quegli alimenti che potrebbero causargli problemi, ma non è detto che gli causino dei problemi, potrebbero, quindi io vado in prevenzione e per un certo periodo può aver senso fare una dieta un po' più restrittiva, ma attenzione, se si è seguiti e quindi se il professionista ritiene che questa cosa abbia senso, altrimenti si corre semplice rischio di fare cose che poi possono alla lunga portare più danni. Un consiglio, dottore, per quei bambini che dicevamo prima che sono in aumento, ma anche per chi per la prima volta si rivolge a un professionista, il primo consiglio da dare? Il primo consiglio... Che dà Daniele Dragana, naturalmente. Esatto. Allora, come dicevamo all'inizio, il primo consiglio è una corretta idratazione e spesso non siamo consapevoli di cosa voglia dire una corretta idratazione. Io seguo tanti sportivi e neanche gli sportivi sono consapevoli di cosa voglia dire una corretta idratazione. Pensare che sudano dovrebbero bere, no? Allora, loro bevono, loro sono tranquilli, dicono, ma io bevo i 2 litri d'acqua al giorno, peccato che i 2 litri sono per chi non fa sport. Io ad esempio, un ragazzo giovane che fa calcio e ne seguo alcuni, arrivano anche a 4 litri di acqua al giorno. 5 litri se saliamo di categoria e quindi l'impegno diventa maggiore, per cui attenzione.
l'acqua è davvero importante, è il primo passo per abbassare l'infiammazione, appunto spegne proprio. Cosa diciamo invece ai meno giovani? Ai meno giovani assolutamente che a ogni età, a maggior ragione se si è meno giovani, fare un controllo e affidarsi a un professionista, anche se non sono in sovrappeso, ha senso. Attualmente in Italia sta aumentando il numero di uomini che vanno incontro a diabete di tipo 1, quindi insulino dipendente, che hanno un'età tra i 50 e i 60 anni e che sono apparentemente magri. Quindi non c'è neanche il discorso obesità, ma proprio perché la loro magrezza deriva da uno stile di vita non adeguato, e quindi questo poi c'è infiammazione e alla lunga c'è la patologia. Potremmo parlare ore, dottore, sì. Però un ultimo argomento lo voglio trattare perché va anche questo di moda, la moda dell'integratore oppure degli alimenti naturali, delle erbe. Allora, sicuramente i fitoestratti, quindi integratori, parliamo di fitoestratti, sono un grande aiuto, se presi anche qui, però sotto c'è consiglio, quindi vado in farmacia o vado in erboristeria e prendo perché penso di avere qualche carenza. Anni fa mi era capitata una paziente proprio che aveva questa abitudine e in realtà era riuscita a crearsi dei danni da eccesso di elementi, proprio perché con questa abitudine di andare in farmacia, ma potrei essere carente, continuava a prendere troppi invece fitoestratti, e questo gli aveva causato dei seri danni. Grazie al dottor Daniele Dragà che viene da Milano, però vi do questa notizia, probabilmente qualche volta in Romagna dovrebbe arrivare da settembre, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi chi ha modo e ha bisogno potrà incontrarlo in Romagna, credo a Faenza. Esatto. Quindi, e riceverò anche a Faenza, bene, infatti. quindi questa è una bella notizia per poi farsi il vestito, la dieta su misura. Esatto, questo è quello che deve essere il terapista, in questo caso io, deve essere a servizio del paziente e comprendere quali sono le esigenze e lavorare insieme in sinergia. Grazie. Grazie ancora dottore, noi proseguiamo. Manteniamo il settore del benessere in questa serata e ci ha raggiunto ora Pierluigi Iafelice, che è un formatore ecomotivazionale. Tra l'altro stavo notando che ha una doppia cravatta. Beh sì, allora siccome la formazione ecomotivazionale si rivolge proprio all'essere umano, quindi quello che è l'indispensabile mezzo di trasporto per il professionista, e sono qualcosa che stanno insieme, quindi lo stare insieme che cosa significa? Che io in questo modo ho il professionista, quindi una cravatta estremamente seria, e qui c'è l'essere umano con tutto il calore tipico dell'essere umano. Quindi si può anche invertire. Si può anche invertire, quindi io posso iniziare anche la giornata trasmettendo che sono un fantastico essere umano e poi viene fuori il professionista. Tra l'altro sarebbe bello vedere, c'è un video ma il tempo non ce lo permette, il periodo del Covid, dove per scelta la barba era a metà. Sì, avevo scelto di testimoniare come sarebbe potuta essere la vita delle persone durante il Covid. Non sapevamo neanche quanto sarebbe durata, quindi la mia scelta è stata tenere metà faccia come era e nell'altra far crescere la barba, per cui poi dopo 3 mesi avevo proprio una barba che sembravo Noè e dimostrava proprio che il Covid aveva inciso. Una lunga esperienza da manager di marketing, principalmente in grandi aziende nazionali, poi la scelta di diventare formatore, perché? Beh, allora, forse era scritto, non nel DNA quello umano, ma quello professionale. Dovevo fare il formatore perché ero pronto a dare qualche cosa agli altri, perché tanto formare vuol dire fare in modo che gli altri cambino. E dopo aver vissuto in azienda mi sono reso conto che in azienda le persone hanno tanto bisogno, le persone, non i professionisti. E quindi uscito dall'azienda ho detto faccio qualcosa per le persone che sono rimaste in azienda e abbiamo inventato, progettato e realizzato questa modalità di formazione che si rivolge proprio alla persona, in modo che sia la persona a stare bene e quindi il professionista rende di più. Perché eco e non è solo... Eco perché è, se vogliamo, ecologico pensare alla persona e fare del bene alla persona, quindi siamo in linea con quello che si sta dicendo. Cercate di trasmettere emozioni, quindi. Cerchiamo di far capire che le emozioni non vanno compresse. Ma anche in azienda metterci il cuore... Uno è stanco di lavorare, in ufficio, in fabbrica. È vero. Però se la persona è stanca vuol dire che sta accumulando tensione, vuol dire che sta soffrendo l'ambiente.
L'ambiente si smette di soffrire nel momento in cui la persona si rende conto che è protetta dal fatto che sta soltanto vivendo il fatto di essere un mezzo di trasporto per il professionista. Quindi io porto in giro il professionista per l'azienda, io non c'entro. Infatti se la persona non sapesse fare niente direbbe lei è una fantastica persona, ma cosa ce ne facciamo di lei? Invece è il professionista che attira l'azienda, il curriculum si manda dicendo so fare questo, questo e questo. Poi è chiaro che conta anche la faccia che uno si ritrova. Quindi bisogna sdoppiare la personalità? Assolutamente no, è proprio la cravatta sta insieme, non sono due cravatte, quindi l'essere umano è il mezzo di trasporto, ma il mezzo di trasporto vuol dire che è sempre lì. Perché tanto io se faccio anche un lavoro al computer, da casa, telelavoro, smart working, sono io che muovo le mani, quindi è l'essere umano indispensabile per il professionista, però l'essere umano non deve pagare uno scotto che lo porta alla fine della giornata a dire datemi del silenzio, datemi un letto che devo dormire perché domani si ricomincia. Ma il corso è più rivolto all'azienda o al personale dell'azienda? Chi è che ha più vantaggi? Beh, la cosa bella è che i vantaggi li ha il personale dell'azienda, ma se le persone stanno bene, in azienda rendono di più, ma esprimono veramente tutto il potenziale. Quindi le aziende che decidono di fare questo tipo di scelta investono sul personale, quindi non il personale inteso come il personale della mia azienda, sul personale dei professionisti e li mettono in grado di rendere di più. Voi non entrate in azienda ma portate le persone proprio in un corso, giusto? Fuori, in un contesto dove il lavoro per 4 giorni non c'è. La persona deve liberarsi la testa dal lavoro. Quindi anche il manager può partecipare, non solo il dipendente. I manager sono i primi, perché se non capiscono la validità dell'esperienza di manager poi è un peccato farla fare a qualcuno che dopo direbbe perché me l'hanno fatta fare. E si esce con uno spirito nuovo? Si esce con un piccolo dettaglio, un click, si passa dalla conoscenza delle proprie competenze, io so che cosa so fare, alla consapevolezza di quello che si sa fare. Se una persona diventa consapevole, a quel punto fa quello che faceva prima con un minor dispendio di energie, arrabbiandosi meno. Inevitabilmente c'è più produttività, perché poi l'azienda vuole raggiungere anche degli obiettivi, no? La derivata è proprio quella, maggiore produttività a parità di persone. Le stesse persone rendono di più. Oggi va molto di moda, Pierluigi, il coach, il formatore, il manager aziendale esterno che entra e porta le sue esperienze e il suo know-how, no? Ecco, cosa differenzia Pierluigi Iafelice con la sua struttura da un coach aziendale, da un motivatore? Beh, allora, fondamentalmente il fatto che noi lavoriamo in gruppo, quindi nei nostri progetti formativi non ci sono io, c'è HPA che è la mia azienda con tutte le persone che fanno parte di HPA e ci dedichiamo in gruppo a un gruppo di, chiamiamoli, per noi sono quasi collaboratori, ci interagiamo come se fossero collaboratori, perché sono loro che devono ottenere il risultato, ma tramite noi. E noi diamo solo degli stimoli, non diciamo assolutamente cosa una persona dovrebbe fare, lo capisce interagendo con le altre persone, che possono essere i colleghi soliti o dei perfetti sconosciuti. E l'azienda si chiama HPA? HPA. Che è di Imola. Di Imola, sì. È un acronimo, vuol dire also known as, anche conosciuti come quelli che ci mettono il cuore, perché noi ci mettiamo il cuore. Bello. E chi ha frequentato questo corso, questi 3-4 giorni, 4 giorni di full immersion, Global full immersion. Cosa ha detto? Dopo ha detto perché non l'ho fatto prima, è proprio una delle cose che dicono sempre perché non l'ho fatto prima. Perché non lo fanno tutti gli insegnanti? Perché non lo fanno tutti i manager? Perché non lo fanno tutti i metalmeccanici? Ognuno pensa se lo facessero tutti staremmo tutti meglio, me compreso, perché diventa sano egoismo. La persona dice starei bene anch'io se gli altri stessero bene. Quindi è un modo per migliorare se stessi o anche il proprio io interiore? Beh, quel discorso della fiducia, no? La consapevolezza immediatamente fa cessare tutti i dubbi, tutte le paure. Perché non è che uno diventa un superuomo, uno si rende conto che quello che ha è esattamente quello che gli serviva, solo che non lo usava consapevolmente ma semplicemente meccanicamente. Fra le professionalità, prima dicevamo di Pierluigi Iafelice che è stato manager in varie aziende a livello di marketing e appunto oggi è formatore emotizionale. Bello, l'ho cambiato. Eco-motivazionale. Scusate, ogni tanto... termini anche è complesso. E fra le sue professionalità c'è anche quello della risata, lo yoga della risata. Sì, io sono un teacher di yoga della risata. Un insegnante?
Lo yoga della risata è stato inventato da un medico indiano, Madan Kataria, nel 1995. Lui, conscio come medico dei benefici della risata, si è chiesto: ma uno come fa a ridere quando non c'è niente da ridere, quando è arrabbiato, quando è triste? Quindi lo yoga della risata consente proprio di ridere quando ce ne sarebbe più bisogno, quando uno è arrabbiato, quando uno è triste, quando uno ha perso magari una persona cara. E può sembrare incredibile, però lo yoga della risata non è ridere perché sono felice, è riscoprire il meccanismo della risata e riuscire quindi a usare la risata per compensare quello che un dolore, una perdita mette in circolo, quindi adrenalina. Però Pierluigi, io mi sveglio stamattina, è brutto tempo, sono stanco, mi gira la testa, ho 1000 problemi, il lavoro non va bene, come faccio a mettermi a ridere? Come si fa? Effetti... Non è che posso mettermi lì e adesso rido. No, però lo yoga della risata insegna proprio dei semplici, proprio piccoli e efficaci movimenti che consentono alla persona di riscoprire il meccanismo della risata, che è un meccanismo naturale. Se io scopro come faccio con il diaframma a far uscire l'aria con la sonorità della risata, posso farlo quando voglio. Quindi l'imparare il proprio meccanismo della risata, e ognuno ha il suo, consente poi di fare gli esercizi. Per ottenere il risultato bisogna ridere 20 minuti di seguito al giorno, impossibile neanche se si ha come amico Panariello, quindi bisogna arrangiarsi, cioè bisogna conoscere questa tecnica che consente, con adeguata respirazione, perché ridendo si fa uno sforzo fisico notevole, quindi serve anche adeguata respirazione. Bella questa cosa, e quanto ci vuole per imparare? Un giorno è sufficiente, però è un giorno pieno. Un corso pieno, di un giorno? Il corso dura un giorno, poi bisogna fare esercizio, ma cosa c'è di più bello? Tutte le mattine, perché andrebbe fatto la mattina. Quindi la mattina uno si sveglia, si fa una camminata magari, visto che prima parlavamo col dietista, di almeno una mezz'oretta, 20 minuti minimo, no? Poi torna a casa, si fa la doccia, fa 20 minuti di risata, il giorno cambia. Sì, per tutta la giornata, perché le endorfine e la serotonina, che sono due sostanze che il nostro cervello manda in circolo, durano per 24 ore. Quindi il giorno dopo bisogna rifarlo. Quindi bando alla pigrizia, si ride 20 minuti al giorno la mattina. Ma Pierluigi è felice che riesce a farlo? Certo. Veramente? Possibilissimo. È fantastico, dal nulla. Certo. È una cosa molto interessante. Siamo in chiusura della nostra conversazione, la nostra trasmissione di oggi, ecomotivazionale. No, prima non mi veniva il termine, quindi io me lo sono ripassato invece di ridere. Come si trovano le motivazioni per andare avanti? Cioè, abbiamo passato il periodo del lockdown, no? Tutto bloccato, ci aspetta probabilmente un periodo autunnale comunque difficile. Uno cosa deve pensare la mattina oltre a fare pratica di risata? La cosa bella è che non ci sarebbe niente da pensare. I bambini hanno un loro meccanismo che gli consente di andare oltre appunto a qualunque cosa. Un bambino viene sgridato, cade, si fa male, ma dopo 2 minuti è già a posto, hanno l'atteggiamento giusto. Quindi è una questione di atteggiamento e le motivazioni che sono interiori scattano nel momento in cui la persona smette di pensare tanto. Quindi bisognerebbe essere meno cerebrali e dare un pochino più di spazio alle emozioni, senza esagerare, perché sennò poi uno diventa inaffidabile, perché la mette sul ridere, giusto perché prima abbiamo parlato di risate, ma non è quello. Grazie a Pierluigi, a Felice per essere stato con noi, grazie a voi da casa che ci avete seguito, buona serata a tutti e arrivederci.